Buonasera a tutti, grazie di essere qui in questa bellissima sala ospiti della comunità dei Servi di Maria per una serata inusuale intitolata L'eredità dell'antico Egitto tra storia e mito. Salutiamo tutti coloro che sono intervenuti a questo incontro e salutiamo anche i telespettatori di TVA e di Telechiara che ci seguiranno sugli schermi. È una serata che è stata organizzata dall'Associazione In Arte in Veneto in collaborazione con la Comunità dei Servi di Maria, con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Provincia di Vicenza. Questa serata è un approfondimento rispetto a questo grande evento che è in corso fino al 7 maggio in Basilica Palladiana, questa mostra sui creatori dell'Egitto eterno che ci apre una finestra sull'antica storia egizia con un percorso molto interessante costruito dal direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco, che questa sera è qui con noi, e con altri 3 curatori che ci aiutano a comprendere il mondo dell'oltretomba e tutta la fase di preparazione in vita attraverso la quale i faraoni costruivano l'affaccio sul loro paradiso. È un percorso molto interessante, diverso dai soliti, con dei pezzi molto particolari che sono esposti in Basilica e noi conosciamo questo villaggio laboratorio di Deir el Medina, dall'altra parte dell'antica Luxor Tebe, dove gli artigiani, una comunità straordinaria di artigiani scelti, lavorava proprio per costruire questi luoghi dell'oltretomba e della grandezza dei faraoni. Questa sera però approfondiamo un aspetto molto particolare, che è quello della eredità della civiltà egizia rispetto al mondo religioso che è cresciuto e si è sviluppato poi, in particolar modo tutto l'influsso che il mondo egizio ha avuto sulla cristianità. Lo facciamo con degli interventi diversi, a partire da quelli di Padre Faccioli, che poi ci darà il saluto da parte della Comunità dei Servi di Maria, la lettura del mondo egizio da parte di Cristian Greco e altri contributi da parte di Agata Keran, che è la persona che cura i tesori d'arte della Basilica di Monteberico, e della Presidente della Biblioteca Bertoliana, che ci parlerà invece di Vittorino Veronese e del salvataggio dei templi della Nubia, quindi dei contributi anche molto diversi tra loro. In questa serata poi ci saranno anche 2 momenti di poesia che ci aiuteranno a comprendere ancora meglio il legame fra il mondo egizio e il mondo cristiano. Il saluto innanzitutto lo affidiamo al sindaco di Vicenza, perché il Comune di Vicenza è organizzatore della mostra insieme a Marsilio Arte e quindi lo invitiamo a salutare il pubblico di questa sera. Grazie Nicoletta, una buonasera signore e signori, grazie per essere intervenuti a questa importante serata per la città di Vicenza. Con piacere do naturalmente il benvenuto a Monsignor Gasparini, che rappresenta la diocesi, a Padre Carlo Rossato, che è il priore di Monteberico, e a Padre Giuseppe, che è il priore provinciale, qui in prima fila. Saluto naturalmente il nostro curatore, il professor Cristian Greco, benvenuto Cristian, bentornato a casa, e i relatori impegnati in questa serata. Ringrazio l'Associazione Culturale in Arte Veneto e l'Ordine dei Servi di Maria che ci accoglie in questo luogo magnifico, per aver concepito questa iniziativa come una nuova occasione per approfondire insieme le tematiche esplicitate nella grande mostra I creatori dell'Egitto eterno, scribi, artigiani e operai al servizio dell'imperatore. La mostra in Basilica Palladiana sta riscuotendo un grande successo, siamo molto felici di questo, pensate che gli ingressi oggi sono arrivati a 25.000. Ricordo poi e invito a fare il nostro il concetto che Vicenza è risultata vivace finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Per poco non siamo diventati Capitale Italiana della Cultura del 2024. Questo riconoscimento è frutto della fervida attività e creatività degli operatori della cultura della nostra città,
unita all'impegno dell'amministrazione comunale per sostenere e stimolare iniziative di alto profilo intellettuale, come quella che ci accingiamo a vivere qui questa sera. Nel concetto tayloriano di cultura, per cultura si intende l'insieme complesso delle arti, credenze e conoscenze che l'uomo acquisisce in quanto membro di una società. Non sono quindi solamente gli studi riservati a una cerchia di persone a rendere l'uomo capace di cultura, ma fin dalla sua nascita la forma mentis di una persona è tracciata dall'ambiente sociale in cui vive. Ecco quindi che negli ultimi anni ci siamo focalizzati nella creazione di un ambiente culturale prolifico, fatto di attività museali, concertistiche, operistiche, attraverso anche la realizzazione di mostre importanti che diano accesso ai vicentini e ai turisti ad un ventaglio di mondi e civiltà che possono migliorare il nostro vivere quotidiano. Ringrazio Cristian Greco che con la sua sterminata competenza ha saputo costruire una mostra che a distanza di millenni ci apre le porte alla memoria culturale della civiltà dell'antico Egitto. Ogni popolo desidera lasciare ai posteri la sua identità sociale e politica e si sforza di farlo attraverso le sue peculiari abilità. La conoscenza di tradizioni, miti, riti, credenze di un popolo ci permette di comprendere anche le origini di rotture, innovazioni, a volte conflitti. Una mostra consente di attualizzare le riflessioni e comprendere il senso della vita per le culture diverse dalla nostra. Allora, quindi, dal sindaco di questa città, auguro ai miei concittadini di costruire un'immagine positiva, bella della propria identità sociale, sviluppando le proprie risorse interiori anche con il sostegno delle istituzioni, per essere finalmente orgogliosi di Vicenza, città bellissima. Buona mostra a tutti e una buona serata. Grazie. L'iniziativa di questa sera vede il supporto di Banca delle Terre Venete, del gruppo BBC Crea e dello studio legale Casa e Associati, oltre all'apporto dell'assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. Ma c'è anche qui con noi l'assessore alla cultura, Simona Siotto, che ha una parte molto attiva nell'organizzazione del programma delle mostre in città e le chiediamo di dare un saluto. Io mi riaffaccio alle parole del sindaco, perché in questi giorni mi sono spesso interrogato su cosa si intenda per eredità culturale, per poi cercare di rispondermi a un'altra domanda: qual è il senso e che eredità culturale ci lasciano mostre come le 3 di cui questa oggi è attualmente in corso chiude un percorso di grandi mostre voluto dal sindaco e ovviamente sostenuto da tutta l'amministrazione. E allora ho provato a chiedermi per quale ragione gli egizi ci piacciono così tanto. Ovviamente, probabilmente il professor Greco non sarebbe del tutto d'accordo sulle interpretazioni che io provo a dare, però ho provato a darmi delle risposte per poi collegarle alla mia città. E la prima cosa che mi viene in mente è che gli egizi iniziamo a studiarli quando siamo piccoli, in quell'età della fanciullezza in cui, quando ci vengono spiegate le cose con le parole giuste e col giusto equilibrio, ci apriamo al mondo della conoscenza e in fondo è molto più facile amare ciò che si conosce. Poi mi sono anche così posta un'altra interrogativo, è che gli egizi sì, nessuno di noi è in grado di probabilmente conoscerli come il professor Greco e tra l'altro il suo straordinario staff, però arrivano a tutti e ci arrivano perché parlano dell'essere umano. I geroglifici sono straordinari e ci arriva un messaggio forte da quei gesti, da quei tratti, da quelle figure, e sono i gesti di un'esistenza, di una famiglia, di bambini che nascono, di persone che vogliono profondamente vivere e hanno voluto lasciare un segno della loro vita. E più approfondivo questi miei ragionamenti, ovviamente molto semplici, più mi veniva in mente la mia città, che più vivo, più amo, più conosco, più ho voglia di conoscere, più approfondisco, più ho voglia, scusate, anche di amministrare, di rimanere nel ruolo straordinario che mi è stato affidato. Perché c'è poco da fare. Vicenza parla non solo di bellezza, parla di coraggio, parla di una città che nella storia si è imposta
perché ha visto attraverso la cultura un ruolo per trasformare se stessa e l'ha fatto con un legame con le forze della città, con l'imprenditoria, con la Chiesa, con l'università, l'ha fatta mettendo in rete tutte quelle voci che parlano della città ed è riuscita in questo modo a rimanere se stessa, ma anche a cambiare ogni giorno, rimanendo quella città straordinaria del Rinascimento che però oggi è ancora una grandissima capitale, come i nostri grandi padri dell'epoca vollero. E allora quando parliamo di eredità culturale parliamo della capacità di fare grande cultura soprattutto attraverso le persone. Io credo che Vicenza stia davvero trovando la sua dimensione, di essere una città molto pacata, ma nello stesso tempo molto nobile, orgogliosa senza mai essere arrogante, elegante senza mai dover urlare la sua eleganza. E se riesce a continuare su questa strada, Vicenza non ha bisogno di essere raccontata, perché si racconta benissimo da sola. Buona serata. Adesso a Padre Gino Faccioli rappresenta la comunità dei Servi di Maria questa sera e ci parlerà delle influenze del mondo egizio sul cristianesimo. Ci sono numerosi passaggi nell'Antico Testamento dove c'è un intreccio molto evidente tra l'uscita degli ebrei dalla propria terra verso l'Egitto e altri passaggi nei quali c'è una contaminazione evidente delle usanze religiose degli ebrei rispetto al culto degli egizi, per non dire poi del ruolo del monachesimo nel mondo egiziano. Allora di questo ci parlerà stasera Padre Gino Faccioli. Buonasera, intanto a nome del priore Padre Carlo Rossato, del priore provinciale Padre Giuseppe Corradi, vi diamo il benvenuto in questa suggestiva aula che è l'antico refettorio del convento, dove trova spazio la tela di Paolo Veronese, che è l'unica opera del Veronese che è rimasta dove è nata. Era stata fatta per questo luogo e qui è uscita solo quando l'hanno strappata e per essere ricostruita. Io sono chiamato a parlare delle influenze che può aver dato il mondo egiziano al cristianesimo. Una suggestione che nasce proprio, qualcuno si è posto il perché uno spazio così accolga un evento riferito agli egizi. Allora proviamo brevemente a fare un po' di chiarezza. Innanzitutto quando noi parliamo degli ebrei pensiamo subito a un popolo monoteista, l'unico Dio. In realtà lo diventerà. Israele non nasce monoteista, nasce monolatrico. È un popolo che piano piano, cammin facendo, andrà a maturare questa sua identità monoteista e sarà la grande opera che fa la scuola deuteronomistica, che va a lavorare con gli ebrei, con gli esuli che erano in Babilonia e poi quando ritornano in Palestina, in Giudea, tutta la scuola che fa capo a Esdra, a Neemia, che sono anche dei libri sacri dell'Antico Testamento. Ma va detto che quando gli ebrei, chiamiamoli così, entrano in Egitto, in realtà ebrei non sono popoli diversi, etnie diverse che fuggono in terra d'Egitto perché lì si stava bene, vengono da situazioni di disagio. E poi sono gli Abiro, così li chiamano gli studiosi di storia sacra, poi conoscono anche, come ci dice il libro dell'Esodo, l'esperienza dell'essere popolo sottomesso, popolo schiavo, quando dice il testo dell'Esodo, quando sono morti quei faraoni che non avevano conosciuto il popolo ebreo. E da lì comincia tutta la loro avventura, quando escono dall'Egitto guidati
da Mosè. Un Mosè che, come ci ricorda Stefano nel libro degli Atti, dice che è cresciuto, è stato educato dagli egiziani, quindi è un giovane forte in opere, dice, e parole. Quindi ha conosciuto quello che era la spiritualità oltre alla civiltà egiziana. E alcune tracce di questa contaminazione la troviamo quando Mosè sale sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge. Lui rimane via molto tempo e gli ebrei chiedono, questa gente fuggiasca nel cammino dell'Esodo, chiedono ad Aronne che gli venga costruito un idolo, un dio, ed ecco il vitello d'oro. In Egitto c'era un idolo che era un toro, quindi c'è già questa assonanza. Ma poi quando si arrabbiano con il Signore perché li porta in giro per il deserto, vengono puniti con dei serpenti, gli aspidi velenosi, e gli viene detto poi che a Mosè di costruire un serpente e di issarlo su un'asta e chi lo guarderà sarà salvo. Anche gli egizi hanno una divinità che è raffigurata dal serpente. Ma quello che stupisce è che se noi andiamo a paragonare, mettere in sinossi il capitolo 125 del Libro dei Morti, quando il defunto si presenta al cospetto del tribunale di Osiride, elenca le cose che ha fatto, c'è una grande assonanza con il Decalogo, perché si dice non ho fatto falsa testimonianza, non ho rubato, non ho ucciso, non ho commesso adulterio. Se noi andiamo a leggere il testo del Decalogo, non commettere falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la donna d'altri, non rubare, non uccidere. Sono tutte cose che ci fanno pensare come ci sia questa grande influenza della culla della civiltà egizia sull'Antico Testamento, ma anche ne troviamo tracce nel Nuovo Testamento. Basti pensare che la Sacra Famiglia è stata esule in terra d'Egitto e c'è un'espressione nel Vangelo di Matteo che è ripresa dal profeta Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ed è significativo perché Matteo costruisce la teologia del suo Vangelo prefigurando in Gesù essere un nuovo Mosè. Come Mosè ha dato al popolo degli ebrei le tavole della legge, Gesù consegnerà le beatitudini. E soprattutto questo fa pensare che un consolidarsi, perché nel tempo dell'epoca tolemaica nasce una fiorente civiltà in Alessandria d'Egitto, questa civiltà dove troveranno anche rifugio gli ebrei della diaspora, andrà a scrivere la 70, la traduzione dell'Antico Testamento in greco, e lì nascerà l'unico testo dell'Antico Testamento che noi possediamo, il Libro della Sapienza. Ma come ci sono contaminazioni dell'Antico Testamento, le troviamo anche per quanto riguarda il cristianesimo. Sempre in questa corrente civiltà ellenista nasce, probabilmente così oggi dicono gli studiosi della materia, nasce la lettera agli ebrei, scritta da un discepolo di Paolo che è nato ad Alessandria, Apollo, ma fiorente sarà anche il monachesimo. Quel monachesimo che nasce in contrapposizione alla Chiesa ellenista, che era una Chiesa strutturata, una Chiesa, potremmo dire, composta da persone dotte, in contrapposizione alla Chiesa, chiamiamola copta per capirci, che nasce proprio nell'ambiente più semplice. Infatti i primi monaci saranno persone laiche, non sono persone che hanno studiato, ma scelgono
di seguire Cristo nel deserto, perché il deserto non è solo il luogo dove c'è il demonio, quindi per andare a togliere la terra al diavolo, ma è anche il luogo dell'incontro con Dio, con la parola, è il luogo dove si va a cercare di ricostruire quel paradiso terrestre che è stato perso a causa di Eva, a causa di Adamo. E sarà proprio questo monachesimo che trova i padri per quanto riguarda l'anacoretismo in Sant'Antonio Abate, per quanto riguarda il cenobio in Pacomio, che andrà ad influenzare tutto il mondo monastico e il mondo spirituale poi del cristianesimo, come andrà ad affermarlo uno dei maggiori studiosi del monachesimo, che è Vergot, che dice che l'egiziano, il monachesimo egiziano, quindi tutta la cultura egiziana, andrà a influenzare in modo unico il mondo spirituale, quello che sarà la spiritualità occidentale. Grazie. Grazie Padre Faccioli per il suo contributo. Adesso ospitiamo un momento di ascolto con un attore che sarà qui con noi, Gianrico Tondinelli, e che leggerà una preghiera a Iside. Iside è la dea che viene rappresentata con un lungo chitone, una tunica, e è la dea della magia ma anche della fertilità. La sposa e compagna di Osiride, una delle grandi figure del Pantheon egizio. A lei questa sera dedichiamo questa preghiera che è tratta da un autore romano, Apuleio. Tu sei santa, tu sei in ogni tempo salvatrice dell'umana specie. Tu nella tua generosità porgi sempre aiuto ai mortali. Tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre. Oh, né giorno né notte per attimo alcuno, per breve che sia, passa senza che tu lo colmi dei tuoi benefici. Tu per mare e per terra proteggi gli uomini, allontani le burrasche della vita e porgi con la tua destra la salvezza. Tu sempre con la mano sciogli le fila che il destino aggroviglia in nodi inestricabili. Tu calmi le tempeste della fortuna e poni un freno ai corsi maligni delle stelle. Ah, te onorano e rispettano gli dei del cielo, te venerano quelli degli inferi. Tu fai ruotare la terra, dai luce al sole, governi l'universo e calpesti con il tuo piede il Tartaro. Grazie per questa lettura e adesso è il momento che attendiamo da un po' tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di ascoltare
prima di oggi Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, con un certo orgoglio diciamo sempre che anche vicentino, siamo felicissimi del fatto che abbia potuto lavorare nella sua città, nel luogo dove ha studiato e dove adesso riversa quanto ha ricevuto nella sua carriera professionale con questa mostra che, se non avete ancora avuto la possibilità di vedere, vi invito a vedere, perché c'è proprio lui, c'è la sua voce che guida i visitatori davanti alle vetrine e davanti ad ogni oggetto della mostra. L'Egitto del nostro immaginario è Iside, è Cleopatra, è l'attraversamento degli ebrei verso la nuova terra, e anche una storia meravigliosa della biblioteca di Alessandria. È un luogo della storia che ha lasciato infinite eredità alle civiltà successive, ed è di queste eredità e anche dei fraintendimenti che ci sono stati nei secoli che adesso invitiamo Greco a fare luce. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Io ho un compito quasi impossibile stasera, perché in 20 minuti devo cercare di spiegarvi la physis dell'Egitto. Cos'è l'Egitto? Però cerchiamo di guardarlo con gli occhi degli egizi antichi, e per guardarlo userò 3 elementi: la natura, la parola e le costruzioni, alcune, quelle che ci hanno lasciato, perché da quello poi deriva tutta l'interpretazione successiva. Abbiamo appena sentito dalle parole di Apuleio come nel I secolo Iside diventa l'Iside Pelagia. Leggendo quelle parole sembra di vedere quella magnifica statua che si trova a Benevento con le vesti mosse dal vento, quando Iside lascia l'Egitto per raggiungere l'Occidente, per portarci quel sapere esoterico, perché lei conosceva la soluzione per dare la vita eterna a quell'Osiride che era risuscitato, come poi risusciterà anche il Cristo cristiano, per cui gli egiziani si convertirono molto velocemente al cristianesimo. Gilles Camille ha scritto questo libro meraviglioso, L'antico Egitto e l'origine del cristianesimo, facendo vedere come una tradizione millenaria poi attraverso la cultura neoplatonica confluisca in quel cristianesimo egiziano. E quasi tutti ci dimentichiamo che Plotino, forse l'allievo più importante di Platone, era di Assiut, e quanto l'Egitto, abbiamo appena sentito, ci ha dato in cultura. Ma andiamo a definirne innanzitutto il nome. Gli egiziani chiamavano la loro terra Kemet. Fra l'altro qui lo vediamo scritto in geroglifico, scritto in ieratico, scritto in demotico e poi scritto in copto, Cheme. Cheme significa la terra nera, la terra fertile. Avevano anche un altro nome però per l'Egitto, che era Ta-Meri, la terra che gli dei amano, la terra in cui gli dei vivano. E non per nulla trovarono conforto in questa definizione anche dal fatto che anche il Dio cristiano decise di andare in Egitto e trovò rifugio in Egitto. Questa terra che Erodoto, mutuando quanto aveva detto Ecateo, venne definita il dono del Nilo, che è caratterizzata da questo corso d'acqua che la attraversa e che è caratterizzata da un'unità data dal loto bianco e dal loto blu, che unendosi insieme rappresentano l'unione dell'Alto e del Basso Egitto. E questa dualità sarà sempre presente. La dualità e la simmetria pervadono la cultura egizia. C'è una dualità manichea fra il bene e il male che ogni notte si devono contrapporre, una dualità fra il delta e la valle profonda del Nilo, fra la vegetazione e il deserto. E gli egiziani a questo si riferiscono in continuazione quando fanno questi cofanetti dove fanno vedere delle persone, sono degli uomini, però con un seno cospicuo, che portano dei doni. Loro sono i doni della terra, loro sono la personificazione di Hapi, che è il dio del Nilo e dell'inondazione. E ci fanno capire come da qui nasca il mondo, perché il mito che poi troviamo nella stele di Shabaka, conservato al British Museum, ci dice che all'inizio era il Nun, all'inizio era l'acqua,
e dall'acqua sorse la terra, e su quella prima montagna che sorse dalle acque andò a sedersi il dio Atum, che poi con il proprio seme generò il mondo, e il mondo fu generato, e poi si mise in movimento grazie all'unione del cielo e della terra, di Geb e di Nut, e da loro nasceranno 2 uomini e 2 donne, Osiride e Set, Iside e Nefti. E peraltro anche nella contrapposizione fra Osiride e Set sembra quasi risuonare la storia biblica, perché Osiride viene contrapposto dal fratello Set che lo ucciderà, e proprio forse perché lo uccide lo renderà il signore dell'oltretomba. E questo paesaggio, gli archeologi e gli antropologi ormai a partire dagli anni 60 hanno determinato come il paesaggio non possa essere considerato disgiunto dalla cultura materiale e come proprio quel paesaggio determini lo sviluppo della cultura. Questo paesaggio che dominava e che in continuazione ancora oggi far vedere la separazione fra dove c'è la vita e dove c'è il deserto. Abbiamo sentito prima il deserto è il luogo del diavolo, anche per gli antichi egizi il deserto è il luogo del caos, solo nella terra fertile c'è Ma'at, c'è giustizia, il deserto va dominato e nel deserto però allora si fanno costruire i grandi templi per il culto di milioni di anni, si fanno costruire le tombe, perché nel deserto si può costruire la Per Enjet, la casa per l'eternità. E di confini in Egitto ce ne sono molti. Un altro naturale lo vediamo a Siene, nell'isola di Elefantine, che determina la fine fra la terra dominata dal faraone, la terra dove vi è giustizia e l'inizio di un percorso molto più difficile da percorrere, perché cominciano le cataratte, da qui inizia la Nubia, da qui inizia peraltro quel Dodecascoinos, quei 120 chilometri che separano Aswan dall'attuale confine con il Sudan, una terra in cui il faraone ebbe sempre molto difficoltà a essere presente stabilmente, perché appunto vi era il caos, perché lì non vi erano popolazioni sedentarie, perché i blemias del deserto attaccavano le popolazioni della valle, e qui venne fissato il confine. Pensate, era un confine che durò ancora nell'impero romano. Qui all'epoca di Vespasiano, sappiamo, si pagavano le tasse dell'introduzione dei beni nell'impero romano, e peraltro i poveri commercianti dovevano ad Assuan pagare il valore di vendita a Roma, che era molto maggiore, quindi dovevano indebitarsi per riuscire a pagare. E da qui uno dei testi più antichi che troviamo nella tomba di Arcuf della VI dinastia ci narra come Arcuf, sapendo di non poter navigare attraverso la cataratta, con 300 asini penetra nel deserto per arrivare nel cuore dell'Africa. E se ci spostiamo un po' più a nord, a Luxor, vediamo ancora quanto è netta la separazione fra la vita e la morte, fra la possibilità di coltivare e il deserto. E questo tempio immenso, che è il tempio di Ramses II, era completamente pieno di magazzini dove venivano raccolti i beni e i prodotti della terra per poi essere ridistribuiti fra la popolazione. E guardate, questa è una foto che risale agli anni 70, me l'ha gentilmente concessa il mio professore René van Walsen, e ci fa vedere l'ultima volta dell'inondazione. Guardate questi terrazzamenti, quando negli anni 70 e nel 1970 ci fu l'ultima inondazione, da quel momento in poi il paesaggio egiziano è cambiato completamente, perché non aveva più quella ciclicità di tanta acqua e di tanto secco, quella ciclicità che ricordava nel ritorno di Hapi ogni anno la ciclicità diurna, e ricordava che per gli dei valgono altri valori, non esiste una linearità come la nostra, ma una ciclicità, per cui ogni giorno è uguale a se stesso e si ripete, e ogni anno si ripete. Ovviamente, al contrario di quello che ci dice Erodoto, non è che gli egiziani
dovessero semplicemente aspettare l'inondazione senza far nulla, dovevano coltivare e terrazzare il loro territorio in modo adeguato, e fra l'altro ce lo rappresentano, lo vediamo nelle tombe, è rappresentato il cosiddetto shaduf, ci fanno vedere come il loto può crescere non in una terrazza perché può avere la molta acqua che viene dal Nilo, mentre le culture devono essere in terrazze più alte, separate da canali dove l'acqua viene fatta defluire, e nel caso serva acqua aggiuntiva, meccanicamente facendo scendere questo shaduf si poteva poi abbeverare. E nel libro dei morti, che è stato citato prima, nei 165 capitoli, l'Egitto e la sua natura, la Tameri, la terra che gli dei amano, è costantemente presente. La palma da dattero. Nella tomba di Senefer vediamo la coltivazione dell'uva, e quindi vedete di nuovo la navigazione e l'acqua che consente la vita, vediamo le paludi del nord dove cresce il papiro, e poi vediamo la coltivazione della vite e la produzione del vino. E guardate i colori vividi con cui la natura viene rappresentata, e al contempo ci sono sempre delle donne, le quali vedete hanno, in questo caso ha sopra la testa un albero di sicomoro, porta delle offerte nelle sue mani, e questa è la personificazione delle province dell'Egitto che, baciate, come ci dice il grande libro dell'Aton, dal fatto che Dio ha amato così tanto l'Egitto da concedergli questa fonte di vita, possono permettere a tutti gli egiziani di vivere. E il fatto che la natura, il professor Assmann ha detto che nessuna civiltà è mai stata così consapevole della presenza di Dio come gli egiziani. È l'unica civiltà in cui il divino pervade completamente il mondo del vivibile e lo permea completamente. Il professor Assmann dice: questo durò fino alla Grecia, poi quando arrivarono i greci gli dei abbandonarono il mondo perché andarono a vivere nell'Olimpo. In Egitto invece, come è rappresentato qui, vivono ovunque. Vedete la dea dell'Occidente che è all'interno dell'albero del sicomoro, che può abbeverare chi va sotto i suoi rami. E a volte in maniera molto esplicita nelle tombe si vede come davvero dall'albero esca la mammella della dea dell'Occidente per dare vita a chiunque viva. Peraltro, prima il professor Assmann, poi il professor Hornung ci hanno detto: stiamo un po' attenti a parlare di politeismo nell'antico Egitto. Forse sarebbe più corretto parlare quantomeno di enoteismo, non Dio unico ma Dio uno, perché a differenza dei greci, gli egiziani innanzitutto ritenevano che il mondo, il cosmo fosse pervaso dal divino. Ritenevano poi, ce lo dicono i testi, che il divino si manifestasse in diverse cheperu, manifestazioni, che in greco diremmo epistaseis. Però i testi ci dicono, se noi li leggiamo bene, che in realtà esiste un Dio che loro chiamano Necher A, Dio grande. A volte dicono addirittura Necher A, Dio grande, 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 il quale si manifesta in vari modi. Se ci pensate bene, il Dio Gehuti o Tot è un Dio o è una manifestazione del divino? È il Dio della scrittura e della sapienza, e queste non sono forse caratteristiche del divino. Il Dio Ptah, che è il Dio che protegge il lavoro, colui che crea con le mani, la possibilità di creare, non è essa stessa una caratteristica del divino. E poi c'è un altro elemento che dobbiamo tutti considerare. Quando si andava nei vari templi, e a Tebe si pregava il dio Amon, a Menfi si pregava il dio Ptah, le preghiere rivolte al dio poliadico erano esattamente le stesse. Ptah, Osiride ad Abido, Amon a Tebe raccoglievano in sé, come il dio uno delle città, tutta la caratteristica che si faceva convogliare nel divino.
E guardate questa rappresentazione, prima abbiamo sentito citato il capitolo 125 del Libro dei Morti: se di fronte al tribunale di Osiride si poteva uscire Ma'acheru, si dice in egiziano antico, ovvero veritieri di voce, si poteva poi arrivare al capitolo 110 del Libro dei Morti, dove vi era questa specie di Eden, questa specie di paradiso così lussureggiante, con tutte le piante che caratterizzavano l'Egitto antico. E fra l'altro vedete che le piante, come vediamo in questa rappresentazione di una tomba di Beni Hasan, sono rappresentate con gli uccelli fra i rami. E c'è un bellissimo inno tebano che dice: quando ti siedi sotto i rami e senti il fruscio delle foglie, non pensare che sia il vento, sono le anime degli antenati che si vanno a posare lì e che quindi sono in relazione con i viventi, perché in Egitto non c'è una separazione fra viventi e coloro che ci sono stati prima. Pensate, questo è un gesto che ci permette di capire immediatamente quando ci fosse una relazione fra vita e morte, come la morte fosse stata interiorizzata nella vita, perché innanzitutto morte si chiamava Vehem Mesut, nuova nascita. E quando nel momento supremo del funerale il sacerdote Sem mette in verticale il sarcofago prima che esso venga calato all'interno della tomba, compie il cosiddetto rituale dell'apertura della bocca e usa uno strumento che si chiama Shepeskef. Bene, questo strumento è lo stesso che era stato utilizzato per tagliare il cordone ombelicale. Quindi nel momento supremo del funerale, adottando poi due gesti che usa ancora il rituale cristiano, perché poi si usava l'incenso, elemento fondamentale, ce lo dice il testo di Hatshepsut nel viaggio verso Punt: senza l'incenso non c'è l'epifania di Dio, e poi l'acqua con cui veniva cosparso il sarcofago prima che calasse. Però i papiri meravigliosi dei libri di morti ci fanno vedere che nel momento in cui il sarcofago viene posto nella camera sepolcrale, l'anima del defunto è subito libera e vola verso, a forma di uccello, con testa antropomorfa. Ovviamente nella tomba vengono portate tutte le provviste di cibo, e quindi di nuovo questa commistione fra vita e morte, perché il defunto, una volta che col rituale dell'apertura della bocca di nuovo può ritornare a respirare, ha bisogno di cibo, e del cibo che abbiamo noi viventi. Questo papiro di Kenna ci fa vedere come Kenna e la moglie salutino gli dei dell'aldilà, per poi anche loro poter continuare a vivere nel capitolo 110 del Libro dei Morti. L'agricoltura fondamentale in questo paesaggio che serve per la sussistenza economica, e poi però il piacere di vivere nella natura, come vediamo in questa rappresentazione di un cosiddetto giardino di piacere, che viene rappresentato continuamente nelle tombe del Nuovo Regno, e viene addirittura rappresentato in una tomba, la tomba 100, che ci fa vedere quale era il giardino di piacere all'interno del Tempio di Karnak. Natura, scrittura. L'Egitto forse è la cultura che ci ha lasciato di più cultura materiale scritta. Tutti i monumenti sono coperti da geroglifici. Questo è il Tempio di Abido, questo è il dio Tot, che è il dio della scrittura e della sapienza, dove vengono scritte le Necerumedu, le parole degli dei, perché il dono più grande che ci hanno dato gli dei è la scrittura. Grazie alla scrittura gli uomini hanno sviluppato la memoria, e grazie alla memoria hanno raggiunto l'immortalità. Perché quello, dicevano gli egiziani, che ci contraddistingue da tutti gli altri è che noi siamo in grado di codificare la memoria, di trasmetterla alle generazioni successive, per cui viene detto: fai in modo che il giorno del tuo funerale il tuo nome sia pronunciato da tutti gli abitanti del villaggio, e poi dai loro figli, dai loro nipoti ancora, per milioni di anni, così che tu possa vivere per sempre come il Dio Sole. E allora la scrittura è l'invenzione importantissima che ci dà il dio Tot, è quello che permette all'Egitto di sviluppare
la civiltà che riesce a sviluppare con un sistema molto complesso dove i simboli come questo, che rappresenta la lettera H, che però fa parte di una pianta di una casa, i simboli che hanno le loro radici nei reali e in realtà vengono utilizzati per il loro valore fonogrammatico, vengono utilizzati perché insieme compongono delle parole. La scrittura è declinata in vari modi, nei papiri il geroglifico corsivo e poi ancora lo ieratico, dove però si riconoscono alcuni segni che sono gli stessi che esistevano in geroglifico. E poi il demotico, che è la fase ultima corsiva dell'antico Egitto, per poi arrivare, vedete l'evoluzione, geroglifico, ieratico, nelle sue varie fasi, demotico, per poi arrivare al copto, che usa le lettere greche con l'aggiunta di 7 lettere per esprimere tutti quei suoni che non esistevano nell'antico greco. E il copto, fra l'altro il copto, la parola copto viene da al-Kuft, in arabo è l'abbreviazione di Aegyptos e quindi durante il periodo cosiddetto del faraonismo i copti per molto tempo hanno ritenuto di essere gli unici eredi veri degli antichi egizi, cosa che né dal punto di vista etnico né culturale invece è in alcun modo dimostrabile. La scrittura quindi è una scrittura che usa dei simboli e questa iconicità è presente per darci un messaggio, perché i segni compongono assieme delle parole, al contempo noi però vediamo immediatamente delle immagini e questo parlare per parole, parlare per simboli, come del resto fa ancora oggi la scrittura kanji, ci permette di avere un messaggio che viaggia su 2 binari. E la scrittura poi comincia a pervadere tutto, pervade i monumenti, le piramidi, i sarcofagi, si comincia a scrivere nelle facciate di palazzo il nome dei sovrani, che viene declinato perché i sovrani hanno 5 nomi. E poi in 4ª dinastia succede questo, improvvisamente il faraone diventa Sa-Ra, figlio del dio sole, solarizzazione del culto, però badate bene, un cambio radicale, il faraone è il figlio di Dio, per cui il faraone e la sua parola possono determinare giustizia e la sua parola non può essere messa in contrapposizione. E il faraone poi prende anche il nome di Horo, figlio di Osiride, il vendicatore del padre, che dopo che Osiride è stato ucciso da Set diventa il dio vero nell'antico Egitto. E allora concludo col terzo aspetto, che è l'architettura. E l'architettura, gli egiziani sono famosi per quello che loro hanno costruito. E il primo, e ce lo dice Platone, aver fatto un'architettura in pietra è lui, è Giose, faraone della 3ª dinastia. E aveva un architetto, il primo architetto che noi conosciamo nella storia, Imhotep, talmente importante che diventerà un dio lui stesso. Verrà divinizzato perché aveva saputo, dice Platone, tradurre in pietra il Logos. Era riuscito a fare in modo, e questo lo vediamo, questo è quanto è scritto sul piedistallo della statua di Giose, aveva fatto in modo di cambiare il paesaggio. Non so se voi ci abbiate mai pensato, ma le piramidi, quando andate nel plateau di Giza, nel plateau di Saqqara, nel plateau di Dashur, e vedete le piramidi che si ergono, hanno in maniera imperitura, grazie all'architettura, modificato il paesaggio e consegnato ai millenni successivi la memoria di questi faraoni, suscitando già negli antichi greci questo stupore immenso. Pensate che Platone, che dice nella Politeia, nel libro 10, che l'arte deve essere cacciata dalla città ideale perché lui dice diphthereis tus neus, corrompe i giovani, ad eccezione dell'arte egizia, perché l'arte egizia ha questo valore così astratto e al contempo, dice lui, perché ha catturato il logos nella pietra, che è una definizione meravigliosa, ha catturato il divino nella pietra.
E allora cosa fa Imhotep? Decide che il faraone non può avere una tomba ad un solo livello e ne sovrappone 6. In realtà poi decide che la sua tomba deve essere un immenso palazzo, e in questo palazzo quindi, perché è il luogo in cui il sovrano dovrà vivere per sempre, quindi un sistema molto complesso, con questo ingresso monumentale che sembra l'ingresso di una residenza, con queste colonne scalanate che, guardate, erano coperte da queste tessere in faience che dovevano ricordare il blu e il verde, che erano il colore del Nilo e della vegetazione e della vita. E qui venivano ricordate le province, perché il sovrano era sovrano dell'Alto e del Basso Egitto e di tutte le province, per cui in ognuna di queste pedane che ricordavano le tende utilizzate dal sovrano quando andava in visita nelle varie province c'erano 2 scale, lui doveva salire da questa scala e da quella, una volta come sovrano dell'Alto e una volta come sovrano del Basso Egitto. E allora, scorrendo un po' le immagini, andiamo a vedere dopo dove Djoser si fece posare, come fu trovato durante gli scavi. Questa era la sua piramide, e in una cosiddetta serdab, in una cappella, ecco dove era stato posizionato Djoser, che con questi 2 fori poteva guardare il mondo, e all'interno c'era la sua statua. Adesso, se andate a Saqqara la vedete comunque, ma questa è una copia della statua che ora è conservata al Museo del Cairo, e questo è il momento del rinvenimento della statua, e questa è come esposta adesso al Museo del Cairo. E allora, senza soffermarmi sulle varie fasi costruttive, vi voglio però portare un attimo ad ammirare cos'è una piramide, perché è quasi una contraddizione in termini. La piramide è questa massa di pietra che si erge dalla superficie, ma nella piramide, con pochissime eccezioni, la piramide di Cheope è una di queste, non vi è la camera sepolcrale. La camera sepolcrale è sotto, e non vi è solo la camera sepolcrale, vi è un intero palazzo. La piramide deve impressionare chi lo vede, deve imprimere la memoria del figlio del dio Sole che lì riposa, che in realtà grazie alla piramide viene trasfigurato e diventa lui stesso parte del corteggio solare. Però il sovrano riposa sotto terra, e peraltro, per non fargli sentire il peso, la volta sopra la sua camera sepolcrale è una volta stellata, perché lui è diventato Dio, lo era già, ma adesso è assolutamente trasfigurato, e quindi riposa nel ventre di Nut. E però, per ricordare che lui è vivo, viene rappresentato proprio nel palazzo l'Hepsed Festival. Si vede il sovrano che corre. 30 anni dopo l'intronizzazione c'era questo festival in cui il sovrano doveva correre fra 2 mete per dimostrare di essere Kanechet, toro forte, di poter ancora avere saldamente il trono dell'Egitto. E guardate, e qui ci vengono davvero di nuovo in mente le parole di Platone, come l'osservazione della natura da cui siamo partiti sono la chiave di interpretazione dell'architettura. Questa trave non vi sembra un groviglio di vimini che sono legati assieme, perché si arriva a costruire in pietra osservando come si faceva prima nell'architettura, diciamo, organica. Si mettevano tende nel deserto, si usavano delle travi, si usavano dei vimini, si usavano dei tessuti, e questo poi è stato tradotto in pietra. Tradotti in pietra nell'antico Egitto solo per i templi e le tombe, gli unici 2 luoghi che assicuravano la vita per l'eternità, mentre noi dei palazzi e delle case non abbiamo praticamente nulla, perché quelle venivano costruite in materiale deperibile. Pensate che Ramses IV, nel momento in cui diventa sovrano, come prima cosa porta 120 il numero degli operai che devono costruire la sua tomba, perché quella è la casa per l'eternità, non il palazzo, che invece è deperibile. E tutto questo, sebbene era la camera sepolcrale, venne completamente coperto da queste tessere che adesso si possono vedere nel magnifico museo Imhotep di Saqqara, che dovevano riconsegnare la vita. E qui mi fermo, facendovi semplicemente vedere la piana di Giza con queste 3 piramidi che sono state considerate già nel mondo antico una
delle meraviglie del mondo e che fecero riflettere anche Platone. Platone, che nella lettera settima di Diogene si interroga su cosa significhi essere un uomo di cultura, arriva ad una conclusione: nessuno si può definire tale se non ha soggiornato un periodo medio-lungo in Egitto. E queste parole, del resto, abbiamo citato prima ad Alessandria, continuano un po' a risuonare. Si chiedeva all'assessore perché l'Egitto ci affascina. Questo è un tema al quale sarebbe bello dedicare uno studio antropologico e sociologico. Io non posso rispondere perché io sono una delle vittime del fascino dell'Egitto, per cui per me è lapalissiano, perché l'Egitto ci affascina. Ma in quelle parole di Platone risuonano ancora, pensate, nelle parole di Cavafis, nato ad Alessandria, che parlando della nostra vita come una metafora, un viaggio, in una delle sue poesie più famose, Itaca, si augura che il viaggio duri a lungo, come tutti noi ci auguriamo, che la meta sia lontana, perché dice Itaca non ha nulla da offrirti, l'unica cosa che ha da offrirti è il viaggio. E questo viaggio anche Cavafis se lo immagina con una lunga sosta in Egitto, dove si possa chiedere ed interloquire con coloro che sanno. Ecco, forse questa è l'eredità che ci è rimasta dall'antico Egitto, un'eredità che noi abbiamo mutuato da Omero a Pausania, passando per Apuleio, il fatto che questa civiltà antica abbia saputo codificare una sapienza che poi a noi in qualche modo è stata tramandata. Le travisazioni che da un certo punto sono arrivate sono state quelle di una separazione. Io mi chiedo sempre se questa separazione sia dovuta al VII secolo d.C., alla conquista di Amr ibn al-As, il volere creare una differenza fra un noi e un loro, un occidente e un oriente, perché ci siamo un po' inventati il mito della razionalità occidentale, dimenticando molti aspetti. Ci dimentichiamo quando leggiamo il Simposio di Platone che Socrate è assorto, tutti lo aspettano ma lui non arriva, lui è assorto, parla con il Logos ed è descritto in modo come sono descritti i profeti biblici, però noi abbiamo visto nella Grecia la sede della razionalità, abbiamo contrapposto un Egitto esoterico, dimenticandoci che quell'esoterismo egiziano forse rispecchia più le parole di Apuleio che quanto l'Egitto vero sia stato. E concludo dicendo, mi ricollego alle parole di Apuleio, che vi è un pezzo eccezionale nel nostro paese, che è la stele di Sematawi Tefnacht, che è stata trovata nel primo monumento scoperto a Pompei, e il primo monumento scavato a Pompei è stato il Tempio di Iside, e questa stele in geroglifico sembra ricordare i riti iniziali dei culti esiaci. Grazie. Allora, grazie a Cristian Greco, saremmo stati ad ascoltarlo ancora per molto tempo, credo. Ha dato un piccolo saggio della sua padronanza dell'antico egiziano, ma è solo una delle 15 lingue che parla. Una di queste è anche l'arabo. Voi sapete che al Museo Egizio lui ha scelto personalmente dei custodi che sono di madrelingua araba, così esercita anche la sua conoscenza della lingua araba. È una delle tante innovazioni che ha posto in essere da quando, dopo il 2014, ha preso la guida di questo museo e l'ha trasformato oggi in una grande eccellenza italiana. È un mondo impregnato di divinità, è un mondo impregnato di religiosità, quello egizio, e adesso facciamo un salto nel tempo e ci colleghiamo invece ad un altro uomo la cui vita è stata impregnata di fede e di spiritualità, ed è Davide Maria Turoldo. Davide Maria Turoldo è un servo di Maria, siamo oggi a casa dei servi di Maria, ha un legame molto speciale con la provincia di Vicenza perché lui, originario della terra friulana,
ha studiato, ha fatto la sua formazione tra Isola Vicentina e il convento proprio di Monteberico, e a Vicenza è stato ordinato presbitero dal vescovo Rodolfi. Il 6 febbraio saranno 31 anni della sua scomparsa, ma la sua eredità, che è fatta di studi di filosofia, di teologia e di produzioni di poesia, è sempre viva tra coloro che amano i suoi versi. E questa sera Alessia Bartolomucci ci leggerà un brano che si intitola Mostrati, Signore. Mostrati, Signore, a tutti i pellegrini dell'assoluto. Vieni incontro, Signore, con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare. Cammina, Signore. Affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus. E non offenderti se essi non sanno che sei tu che cammini con loro. Sei tu ad andare con loro, sei tu che li rendi inquieti e che incendi i loro cuori. Non sanno che ti portano dentro. Con loro fermati, perché la notte è buia e lunga, Signore. Sono delle parole bellissime. Grazie Alessia. Sono delle parole bellissime che ci catapultano in una dimensione di arte e di spiritualità in cui adesso ci accompagna Agatha Keran. Agatha Keran è la persona che, da quando ha messo piede qui a Monteberico, ha un po' rivoluzionato tutto il comparto della biblioteca e dell'arte di questo santuario, e questa sera ci propone un viaggio proprio attraverso l'iconografia che collega il mondo egizio con quelli successivi. Credo che uno dei luoghi più significativi proprio per vedere l'incrocio di queste civiltà, almeno così è stato per me, è stata la visita ad Alessandria d'Egitto, dove ci sono per esempio delle necropoli semisommerse dall'acqua, dove si vede proprio l'incrocio delle simbologie del mondo egizio con quello greco, romano, ellenistico. Insomma, è un luogo meraviglioso dal quale partire con un viaggio di stelle e di ritratti che qui parte dall'antico Egitto attraverso il Fayum e l'epoca romana, giungerà poi anche nei secoli successivi. Grazie Agata. Sono qui con tutti voi in un ambiente particolare. Siamo all'interno del convento di Monteberico e se pensiamo a tutto quello che ci ha raccontato padre Gino Alberto, ma poi anche Cristian Greco, siamo in un luogo dove l'antico Egitto si fa metafora assoluta. In questo luogo, che è un luogo che nasce nel corso dei secoli, pensate, ci avviciniamo a quello che sono i 600 anni della storia di questo luogo che è convento dei frati nasce rispecchiandosi in quello che è la cultura monastica. Allora i monaci nel corso della loro lunga parabola hanno immaginato questi luoghi in cui nulla è a caso. Entriamo in una sorta di cittadella che guarda verso il cielo, dove ogni luogo ha il suo significato. Sapete bene che qui siamo all'interno dell'antico refettorio. Avete attraversato il chiostro, che è il luogo in cui si incontrano i 4 elementi, ma poi c'è la quintessenza. E forse quella quintessenza è la presenza certamente divina, ma anche quella della profonda fraternità tra gli uomini. Le colonne
Le colonne sono molto diverse rispetto a quelle egizie, sono minute. Ogni colonna racconta anche la sua precarietà. Non abbiamo i marmi preziosi, abbiamo la pietra, le rocce che sono del nostro territorio. E quando uscirete io vi invito di guardare ogni capitello, perché le mani di questi artigiani, di questi artisti hanno scolpito pazientemente, dando un'identità diversa ad ogni colonna. Al centro c'è un pozzo. E questo pozzo ha dato l'inizio a questo santuario, perché si dice quando i vicentini nel lontano 1428 sono saliti assieme con il vescovo, con il podestà, tutto il popolo, allora all'interno di questo pozzo si trovava una sorgente miracolosa che, ecco, nel momento dell'apparizione, nel momento in cui i posteri racconteranno l'apparizione a Donna Vicenza, come veniva chiamata allora, di apparizione mariana che ha dato il via a questo santuario, ecco che circa 150 anni dopo un grande religioso, studioso, scrittore, Paolo Emilio Gualdo, paragonerà la umile donna Vicenza a quello che è stato Mosè per il popolo ebraico. Una metafora che a noi sembra oggigiorno forse esagerata, troppo grande, però che ha fatto breccia in quello che è l'immaginario del tempo. Allora all'interno abbiamo questo giardino di colonne, quest'acqua, questa sorgente che poi si è ritirata, ma c'è una piccola corrente, un piccolo rigagnolo di acqua dietro al santuario che ricorda ancora questa memoria. Ma fuori il mondo, quel caos, come lo immaginavano gli egizi, era definito l'Egitto. E allora sapete, qui al santuario, molto vicino all'altare maggiore, c'è un dipinto significativo, realizzato da un pittore neoclassico, François-Guillaume Ménageot. Si è rifugiato qui a Vicenza in un momento particolarmente difficile, la Rivoluzione francese. Ha ottenuto un'ospitalità memorabile da parte dei vicentini e allora nel momento in cui può ripartire per proseguire il suo viaggio e gradualmente tornare a Parigi, lascia qui la cosiddetta Madonna con gli angeli, ma in realtà il suo Egitto, perché lui che ha dovuto vivere questo esilio per lui doloroso, in realtà Vicenza è stata una sorta di Egitto, di Giuseppe, e allora ecco che anche nel santuario troviamo questa immagine potente. Io credo che come storica dell'arte e come allieva di un grande studioso dell'arte bizantina ho avuto immediatamente, come dire, un momento di svelare lo sguardo. Sto parlando di Italo Furlan, che non è più con noi da qualche tempo ormai, ma che è stato quello studioso tanto attento a studiare gli ambienti che la storiografia non ha affrontato. Perché quando noi parliamo dell'arte cristiana e studiamo le radici dell'arte cristiana, ci riferiamo prima di tutto a quello per quanto riguarda l'arte in Occidente, la Chiesa di Roma, guardiamo immediatamente verso Roma. Quando studiamo l'arte bizantina amiamo guardare soprattutto verso Costantinopoli. E ahimè, in questo centrismo dello sguardo, in questa egemonia delle grandi capitali, in realtà dimentichiamo alcuni luoghi particolarmente importanti, non solo Gerusalemme, ma anche Alessandria e Antiochia. Quanto queste sedi così importanti per il mondo antico hanno saputo trasmettere a quello che sarà poi il genoma dell'arte cristiana. Quanti fermenti
di questo antico Egitto, anzi io preferirei dire delle costanti nella spiritualità sono pervenute fino ai nostri giorni. E allora vedete, in questa scelta diacronica delle immagini che io ho preparato, ho cercato proprio di scegliere quelle immagini che tanti anni fa, quando ho cominciato proprio ad approfondire l'aspetto dell'arte bizantina, mi hanno colpito particolarmente. Se noi affrontiamo l'arte cristiana solo dal punto di vista romanocentrico, questo aspetto ci manca. Ma come molto spesso dico ai miei allievi, ai quali insegno l'arte bizantina, dico: ma guardate, per capire questo nostro mondo che ci circonda, noi dobbiamo volgere lo sguardo verso l'Oriente, perché solo così riusciremo a capire quello che c'è di più profondo nelle immagini che tuttora riescono a fare breccia nel nostro cuore, nella nostra mente, aprirci verso l'infinito. E in questo mi aiuta un grande studioso di nome Aby Warburg, che ha studiato fino alla follia, è stato addirittura internato dopo uno studio forsennato di quello che è iconografia, ma soprattutto la invenzione di iconologia. E si è reso conto che in tutto ciò che ci circonda, anche nelle immagini per noi magari banali della pubblicità, in realtà si trova un qualcosa di profondo, le forme di pathos, le forme di sentimento, ma anche i cosiddetti engrammi. E cosa sono gli engrammi? Sono graffi che rimangono nel nostro immaginario collettivo, che rimangono nel nostro DNA culturale profondo e che emergono in tutti i tempi. E allora vedete, questo accostamento non è un gioco arbitrario di immagini. Io ho inserito quello che è un sarcofago della stupenda mostra che in questo momento abbiamo in Basilica e che giustamente ha un grandissimo successo, ma ho accostato a questa immagine un passaggio fondamentale per capire l'arte cristiana. Siamo nell'Egitto romano, siamo di fronte a quello che sono le mummie di Fayum e in questo caso c'è un inserimento particolare, una novità rispetto a quello che è il mondo egizio, ossia i ritratti di Fayum. Ecco, qui c'è una ibridazione culturale possente, importante, perché si crea quel crogiuolo delle culture. La terra fertile, la terra nera d'Egitto ha avuto questo potere straordinario di affascinare le popolazioni che hanno messo anche le loro radici, ma quando abbiamo una terra fertile noi sappiamo, usando proprio la metafora della terra nera fertile, che le radici si mescolano, si intrecciano e diventano quello che noi oggi nella lingua dei sociologi chiamiamo melting pot, l'intreccio. Siamo tutti un intreccio di culture. Dentro di noi, che viviamo il nostro tempo, c'è questo DNA profondo degli egizi, ma che ha attraversato tanti tempi, tante culture e che è stato interiorizzato in un modo particolare. Allora, io muoverei la seconda slide per arrivare anche a quello che è il nostro piccolo grande museo di Monteberico che abbiamo curato negli anni con tanto amore, con tanta passione e che da 15 giorni può essere visto sempre di sabato. Per i direttori dei grandi musei questo sembrerà un passetto piccolo, però per noi è un passo gigante, perché questo lavoro in realtà è una puntina di iceberg del lavoro di ricognizione che abbiamo fatto con le nostre risorse nel corso degli ultimi anni. E allora vedete uno stupendo ritratto di Fayum, con questo ritratto che è un ritratto che sembra vivente. Ecco, dettaglio importantissimo,
La vita eterna è semplicemente quel passo, semplicemente o gravemente come preferite, un passo importantissimo, ma un passo di vita ulteriore. E il mondo cristiano non lo dimentica. Non a caso siamo sotto questa tela, questo capolavoro che è stato restaurato da poco, che ci parla di San Gregorio Magno, che accoglie i popoli e le culture del mondo. E attenzione, perché questa tela prima di tutto ci ricorda il suo Dies Natalis, il momento in cui muore, il 16 marzo, ma è il momento della nascita in cielo. Ebbene, vedete, il ritratto di Fayum ci rappresenta questa realtà. Poi troviamo uno stupendo ritratto, uno dei fondamenti della cristianità che oggigiorno è custodito in quello che è quel monastero che si trova proprio a Sinai, no? Siamo in Santa Caterina di Sinai e vedete che c'è una convergenza di sentimento che è potente, perché quando parliamo di queste prime icone della cristianità stiamo parlando di un linguaggio che è ancora molto vicino alla natura, al ritratto, all'osservazione e soprattutto il volto è vivente. Io molte volte nei miei studi mi sono chiesta anche, guardate questa peculiarità dello sguardo che lo troviamo in questi ritratti di Fayum e che poi ritroviamo anche nell'arte cristiana. Lo sguardo asimmetrico, un fatto straordinario, non è un errore di calcolo geometrico del pittore, dell'artista, ma racconta che noi tutti abbiamo due occhi e questi due occhi sono due canali diversi di percezione. Un occhio guarda il mondo e un altro occhio guarda oltre il mondo. E quindi in questo ritratto del Pantocratore vedete proprio questa polarità che deve esserci dentro di noi e che ahimè oggigiorno abbiamo dimenticato. E poi il capolavoro che noi custodiamo qui a Monteberico è questo epitafio, Lamentazione sul sepolcro, un telo che è liturgico e che ci porta in Russia, in una delle chiese di Mosca, che è stato trovato, portato qui durante il terribile incendio di Mosca, che è stato nel 1812, portato qui come dono votivo. Ma in questa immagine noi vediamo proprio questo sguardo della vita oltre la vita. Quindi vediamo il corpo morto di Gesù, ma è trasfigurato di luce. Questa luce taborica che trasfigura quello che è la carne greva degli uomini e la apre verso la risurrezione. Gli occhi sono per un attimo ancora chiusi, ma si apriranno ben presto a quello che è la luce della vita eterna. Ecco, qui potete vedere anche più in grande perché ci troviamo di fronte veramente ad un pezzo raro e importante che custodiamo proprio nella prima sala del museo. Ma tornando a ciò che ho detto prima e accennato, quindi monastero di Santa Caterina di Sinai, qui troviamo un corpus di icone che sono fondamentali per capire lo sviluppo dell'arte cristiana, che ahimè ancora pochi studiosi considerano. Guardate per esempio questa immagine che è datata in modo non molto preciso, quindi stiamo parlando del VI secolo e troviamo un'immagine della Natività, dove si palesa questo legame forte tra la vita e la morte. Il bambino che si trova nella grotta, questo grembo buio della madre terra, forse ricorda proprio, invece di interpretarlo come nero della morte, bisognerebbe interpretarlo come quella terra nera e fertile. Ecco che da qui, si eleva questo logos che è bendato e queste bende rappresentano nello stesso tempo il momento della nascita,
Io sono nata in un momento storico, in una terra diversa, dove i bambini fino ad una ventina di anni fa venivano ancora bendati, ma questa bendatura che noi vediamo, come in un intervento recente, Padre Gino Alberto ha parlato di quello che sono fasce del Natale, bende della Pasqua, qui vediamo un confronto che è davvero strepitoso, perché guardate questo nascituro, il Logos che si apre verso il mondo, ma in lui potenzialmente c'è già la morte e la risurrezione. E guardate questi morticini, questi bambini di Fayum con questa fasciatura che è esattamente la stessa che noi troviamo nel momento della nascita di Gesù. E soprattutto i volti. È un qualcosa di straordinario, è un punctum, come direbbe Barth. Guardate questi volti che non sono volti di bambini tristi, ammalati, consegnati alla morte, ma sono bimbi consegnati alla vita eterna. E quindi guardate le loro guance, che sono quelle guance rosse che per esempio quando ero piccola e un po' anemica mia nonna mi diceva devi avere le guance rosse perché erano simbolo della salute e della vivacità di un bambino. Ma abbiamo parlato allora dei luoghi abbastanza lontani rispetto alla Chiesa di Roma, ma in realtà non dobbiamo nemmeno cercare più di tanto per trovare queste iconografie che legano i vari luoghi della cristianità, trapassano, si intrecciano, il linguaggio corre, abbiamo sentito di Pompei, ma anche queste immagini che sono così radicate a quel humus, a quel habitat che è comune all'Egitto e alla nuova cristianità, giungono anche molto presto a Roma. E quindi qui vedete un sarcofago, non a caso un sarcofago di Adelfia che si conserva a Siracusa, e di nuovo troviamo la immagine del bambino che è un morticino allo stesso tempo, ma noi sappiamo che questo è una consegna all'eternità, è proprio la promessa della sua vita eterna. Quando ho ascoltato con grande attenzione ciò che Christian Greco ha raccontato nelle sue conferenze, ma anche nella bellissima guida che ci offre la mostra, ecco che sono rimasta stupita proprio da quello che è stato il commento che mi ha integrato quello che sono le riflessioni, diciamo, già molto ponderate sul piano del colore. E allora quando ha parlato di lapislazzuli e di oro, lì mi sono soffermata nel momento del risorgere, del rinascere alla nuova vita. Allora ecco che il corpo diventa d'oro e il sangue di lapislazzuli. Ecco, questo è un dettaglio fondamentale per capire l'infatuazione, quello che è, diciamo, il profondo amore del mondo cristiano nei confronti del colore blu e del colore oro. Perché pensate un po', nelle fonti antiche, se noi andiamo a ricercare, troveremo che il mondo biblico il blu lo pensa come trasparenza, attraverso le pietre preziose che nella maggior parte dei casi, tranne il turchese, sono sempre una trasparenza e non mette mai in evidenza quello che è il fattore cromatico, ma sempre il fattore dello splendore. Se leggiamo la produzione storiografica, soprattutto ultimamente, dei grandi studiosi del mondo che si occupano del colore, e soprattutto del colore blu, perché è emblematico, perché ci permette proprio di leggere in modo diametrale la storia dell'arte, in particolare della cristianità, allora ribadiscono che c'è questo distacco della cristianità nei confronti del mondo greco e romano, perché il mondo greco non considera molto, non tiene molto in considerazione il colore blu. Il blu per i romani addirittura diventa il colore dei barbari,
perché sono le popolazioni celtiche che nel momento in cui fanno guerra nei confronti dei romani si dipingono di guado, che è una pianta che tinge di blu, e quindi blu non è un colore benvenuto. Alcuni studiosi, ovviamente dal nostro punto di vista in modo erroneo, considerano i greci addirittura ciechi al colore azzurro-blu, perché le fonti non parlano di questo colore. Ma come mai a Ravenna, nel mausoleo di Galla Placidia, noi troviamo una trasposizione, un sentimento di colore che è così vicino all'antico Egitto? E probabilmente tutto ciò passa attraverso questo interesse che i cristiani hanno per la sostanza, per la materia, per i materiali di vetro. E effettivamente, come noi sappiamo, la fritta egizia, il colore blu che ha sostituito, diciamo, il lapislazzuli, che per gli egizi era un colore difficile da reperire perché le migliori miniere si trovano in Afghanistan, quindi molto lontano, in Pakistan. Ecco che gli egizi inventano un surrogato del colore lapislazzuli, perché hanno una materia prima straordinariamente importante, natron. E quindi questa fritta egiziaca, come la chiamano le antiche fonti, nasce proprio in modo simultaneo con la produzione del vetro. E attraverso questa produzione di vetro, questa produzione che in un primo momento sarà una trasposizione ideale di quello che è la luce eterna dei cristiani, ecco che questo blu lapislazzuli arriva e comincia a dominare quello che è l'orizzonte dei cristiani. Ovviamente questa passione per il blu diventerà ancor più accentuata nel mondo, diciamo, tardo medievale. Possiamo pensare che c'è proprio un momento della storia, dell'arte e della spiritualità, che è probabilmente il XII secolo, in cui si accende questa grandissima passione per blu, e in particolare per blu lapislazzuli. Quindi qui potete vedere un'opera sublime, il Giudizio finale. Siamo attorno al 1450 ed è Beato Angelico, il patrono dei pittori. Lui era il monaco estremamente colto in materia della fede, conosceva benissimo le fonti e, guardate, in questo caso è molto importante pensare a quello che è la immagine che vediamo. Quindi l'ultimo giudizio, giudizio universale, dove il colore blu trionfa soprattutto in quello che è il trono di Dio, la mandorla che circonda Cristo nel momento della sua parusia, la seconda venuta. E quindi blu non solo indica la risurrezione, ma indica proprio l'attesa, quella lunga attesa dei cristiani. Non voglio dimenticare anche questa immagine, vedete? Gli egizi si possono leggere in modi molto molto diversi e quindi siamo qui nella terra veneta e ovviamente vorrei fare un omaggio alla terra veneta e soprattutto nel momento in cui la nostra regione, come dire la nostra provincia, vive un'altra importante mostra, quella dedicata al Canova. Ecco, Canova che ha avuto la grande opportunità, grande talento, pensate a questo ragazzo umile, figlio di una famiglia bottega d'arte, ma umile, scalpellino, che fa questo salto di qualità che lo porta lontanissimo, non solo a lavorare con i papi, ma anche incontrare Napoleone, anche andare in Inghilterra e diventare consulente nel momento in cui arrivano anche i marmi del Partenone. Ma lui percepisce bene quello che è il significato spirituale dei popoli, ha capito bene che le varie spiritualità hanno un, diciamo, punto di incontro comune. Allora vedete questa metafora straordinaria, da una parte c'è la piramide che noi possiamo vedere adesso all'interno della Basilica Palladiana e ammirarla ancora a lungo, ma ricordiamoci anche di questa piramide che è emblema
veramente incredibile di quello che è il mistero della morte, il nero, la notte e l'anima che deve attraversare questa notte per giungere alla luce eterna. E ovviamente, diciamo, se possiamo in qualche modo paragonare qui nel Veneto a quello che sono le costruzioni, a quello che è il progetto così attento dei faraoni, della cultura egizia, lo troviamo ovviamente diffuso in tutto quello che è la storia della committenza cristiana, ma certamente si palesa molto bene a Possagno, questa umile città delle cave, che grazie all'ingegno, ma anche al mecenatismo di un grande artista, diventa una costruzione che ha come idea protendere lo sguardo verso l'eternità. Attenzione, perché in realtà questo sentimento e questa devozione all'eternità noi abbiamo perso. Ci siamo persi nelle piccole cose e un grande studioso di nome Walter Benjamin ci avverte in un racconto bellissimo, in un saggio bellissimo che si chiama Narratore, lo dedica a Nikolai Leskov e ci dice che noi siamo diventati ciechi all'eternità, che non sappiamo più viverla, che siamo troppo spaventati dalla morte, che le nostre case hanno cancellato quello che è il segno dell'eternità. Abbiamo negli ultimi secoli, e questo è un percorso degli ultimi 2 secoli, abbiamo cercato di igienizzare l'idea della morte, di allontanarla da noi. Il compianto non viene fatto più nelle nostre case, le nostre nonne, le nostre madri non preparano più, non fanno quella tanatoprassi che facevano per generazioni e generazioni. Io sono nata in un piccolo mondo antico e quando parlo di questo ho visto con i miei occhi, ho provato con i miei sensi e questo distacco della morte, ahimè, è un congedo con l'idea di eternità che rende tutti i nostri pensieri nobili. Oltre a guardare in piccolo, bene, in modo lenticolare, come abbiamo imparato, dobbiamo in qualche modo ritrovare dal pozzo di quello che è il sapere universale dei popoli il sentimento dell'eternità. Ringraziamo Agatha Keran per questa lezione che ha condotto questa sera anche sul valore della simbologia, che è veramente molto interessante. E facciamo un ulteriore salto nel tempo e andiamo agli anni 50 e 60, perché c'è stato un vicentino che ha avuto una relazione storica molto intensa con il mondo egiziano, perché nel periodo nel quale era alla guida dell'UNESCO, questo organismo internazionale che valorizza, protegge i beni che sono importanti per la storia dell'umanità, lanciò un appello proprio per la salvaguardia dei templi della Nubia, perché con la costruzione della diga di Aswan nel 1960 questi templi rischiavano di essere travolti dalla furia delle acque. E lì ci fu un drammatico appello per salvare le popolazioni e salvare contemporaneamente queste testimonianze antiche. Parliamo di Vittorino Veronese, che è un vicentino spesso dimenticato, una figura luminosa, è stato un cristiano d'avanguardia, presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, ha fatto i suoi studi in giurisprudenza all'Università di Padova, vicino a 2 papi, Pio XII e Papa Montini, ma soprattutto un uomo che ha sempre tradotto in testimonianza le cose nelle quali credeva. Ci parlerà di lui e soprattutto di questo episodio relativo al suo appello per la salvaguardia dei templi. Chiara Visentin, che è presidente della Biblioteca Bertoliana, devo dire una presidente un po' anomala, perché lei non firma soltanto carte e documenti, ma studia
e quindi spesso interviene in qualità di relatrice in occasione di convegni. E allora a lei affidiamo questo momento storico dedicato a Veronese. Allora, grazie. Sì, effettivamente, oltre a questa meravigliosa pala, Vicenza ha un altro veronese, quindi oltre Paolo ha un altro veronese che è Vittorino. Vittorino Veronese, nato nel 1910, il 1° marzo, vicentino. Io veramente sarei curiosa di, oltre ovviamente le cose che ha detto adesso Nicoletta, di capire chi di voi conosce Vittorino Veronese, perché veramente è un vicentino dimenticato, probabilmente è dimenticato anche proprio per il suo habitus caratteriale, uomo importantissimo, finissimo, diplomatico, però molto schivo. È molto importante la figura di Vittorino Veronese, non solo a livello internazionale, ma anche per la nostra città. Vedete anche già subito il suo volto, sempre molto sorridente. E come diceva Nicoletta, innanzitutto abbiamo capito che abbiamo fatto un salto carpiato verso la modernità dopo tutto quello che ci è stato ricordato, sebbene io considero tutto quello che è stato detto finora assolutamente attualissimo, cioè fa parte di quello che è stato il nostro destino storico, ma nel nostro presente, soprattutto della nostra umanità. Ma Vittorino Veronese chi è? Allora, vicentino, un laico cristiano, fortemente cattolico. Io ricordo che nel periodo della Guerra Fredda sarà il primo laico a diventare presidente, come appunto si diceva prima, dell'Azione Cattolica, anzi sarà lui che conierà l'acronimo di ACLI. E da lì però inizierà anche tutta, e quindi come dire andrà subito a Roma da Vicenza, avvocato, grandissimo amico e confidente di Papa Paolo VI. Paolo VI oltretutto lo sposerà anche. Vittorino Veronese avrà 7 figli con una moglie straordinaria, anche lei una finissima intellettuale. E Vittorino Veronese, dopo questa, come dire, scalata negli alti ranghi dell'ambito cattolico, però inizia anche ad affacciarsi in UNESCO. All'inizio diventa segretario, poi presidente di commissione e poi alla fine cosa diventerà? Diventerà il direttore generale. Essere direttore generale dell'UNESCO, l'UNESCO è un'istituzione che nasce nel 1945, è effettivamente è un ruolo straordinario, ma ancora più straordinario per noi italiani perché Vittorino Veronese sarà l'unico direttore generale italiano, non ce ne sono stati altri. E quindi, come dire, come fa Vicenza a non conoscere un suo cittadino che è stato il direttore generale dell'UNESCO? Sarà il 4º direttore generale finora l'UNESCO, adesso ha una direttrice francese, è arrivato al numero 10, cioè adesso la direttrice generale dell'UNESCO è la 10ª. È il 10º direttore, insomma, di questa grandiosa istituzione. Ma Vittorino Veronese rimarrà in UNESCO, allora, innanzitutto un finissimo stratega politico, grande intellettuale, ma soprattutto un intellettuale cristiano che porterà sempre questi 3 concetti: pace, educazione e cultura in tutto quello che ha fatto, che ha studiato e in tutti i ruoli nei quali si è affacciato all'interno delle sue mansioni. Questa foto a me piace molto perché è il momento del suo insediamento come direttore generale. Lui alza la mano per giurare fedeltà a queste 3 parole: pace, cultura ed educazione. E questo ha un enorme significato proprio nella vicenda della formazione e anche poi in quello che Vittorino Veronese farà
per il pianeta, soprattutto quando diventerà direttore generale dell'UNESCO e quindi lavorerà per il patrimonio della nostra umanità. Vittorino Veronese però rimane direttore generale solo per 3 anni, perché nel 1961 dovrà, per motivi di salute, abbandonare questo ruolo. Però questi 3 anni di sua direzione saranno degli anni determinanti per l'UNESCO. Allora, innanzitutto perché lui in questo periodo molto complicato dove tutti litigavano, tutti gli stati, ogni volta doveva, come dire, risolvere tutta una serie di problematiche veramente di fine diplomazia. E lo faceva sempre a suo modo, lo faceva sempre con i dettami di Don Sturzo, lo faceva sempre con questa finezza di etica civile, di laico religioso, ma soprattutto in questi 3 anni lui lavorerà fortemente per quello che appunto prima così ha accennato Nicoletta Martelletto. Sarà lui colui il quale dovrà, come dire, gestire il grande problema dei templi della Nubia. Che cosa stava succedendo lì in Egitto? Allora, finalmente l'Egitto era indipendente e allora, oltretutto, periodo in cui sempre in quel periodo l'Egitto promulga la sua prima riforma agraria. La cosa meravigliosa che abbiamo visto prima col direttore greco erano queste immagini straordinarie del Nilo, acqua, 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 ma in realtà l'Egitto è uno dei paesi più aridi della terra, ma quanto è importante l'acqua per l'Egitto. E proprio per questo, soprattutto appunto negli anni 60, ad un certo punto si decide che l'acqua è un elemento preziosissimo. Si organizza questo lavoro, anch'esso epico e faraonico, di costruire la diga di Aswan, e oltretutto insomma, un lavoro che impegnerà moltissimi anni, dal 1954 al 1971. Era un'opera imprescindibile, non si poteva non fare per la popolazione. Però qual era il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia era che un intero ambito di templi nubiani sarebbero inevitabilmente scomparsi. Ebbene, se l'archeologia egiziana è stata strappata dalla sabbia, in questo caso i templi egizi sarebbero stati inghiottiti dall'acqua e molti. Noi ci troviamo nell'ambito della Nubia, che è l'attuale Sudan, e ben 22 templi correvano questo rischio. In realtà quello era un periodo nel quale, oltretutto appunto, come dicevo prima, la grande guerra fredda, non è che in molti erano interessati a questa problematica, vabbè, andranno sott'acqua, appunto, e basta. Ma invece Vittorino Veronese fa questo appello straordinario e lo fa a suo modo, lo fa appunto rivendicando la fratellanza tra i popoli, lo fa dicendo guardate che questo è un patrimonio dell'umanità, non è solo un patrimonio della civiltà egizia, e sarà proprio in questo momento che sarà coniato il termine di patrimonio dell'umanità, quel patrimonio dell'umanità che ha permesso a Vicenza nel 1994 di entrare nella lista. I templi della Nubia entreranno a fine anni 70. Ma quindi che cosa fa Vittorino Veronese? Vittorino Veronese, come dire, richiama all'ordine tutte quante le nazioni. A questo appello risponderanno in 22 e queste 22 nazioni entreranno a far parte della commissione. Altri 113 stati, sono questi i templi che dovevano essere salvati, il tempio di Abu Simbel, il tempio di Ramsès II, e altri 122 stati aiuteranno attraverso grandissimi e ingenti donazioni o anche attraverso l'invio o comunque la disponibilità di maestranze e quant'altro. Allora, non si sapeva ancora che cosa bisognava fare, però si capiva che sarebbe stata un'operazione assolutamente epica
e per questo anche costosissima. Il primo che risponderà sarà il primo ministro francese, André Malraux, personaggio straordinario anch'egli. Ok, allora che cosa facciamo? Facciamo un concorso di idee, cerchiamo di capire effettivamente quale progetto si può fare. E allora non sarà solo questo vicentino a salire sul palco di questa opera straordinaria, ma saranno tantissimi altri veneti, molti vicentini, alcuni padovani, alcuni veronesi. In primis, ad esempio, il grande sovrintendente del Veneto orientale, Piero Gazzola, quello che ha salvato i due ponti di Castelvecchio o i due ponti veronesi distrutti dalla guerra. Lui sarà incaricato da Vittorino Veronese di andare a studiare, fotografare e verificare i templi proprio per fare in modo di avere una documentazione da dare all'interno di questo materiale per il concorso di idee. Parteciperanno in moltissimi. Parteciperà Gazzola stesso con l'ingegnere Morandi, che farà un progetto abbastanza così impossibile. Pensava di fare che cosa? Pensava di rialzare tutta la zona di Abu Simbel e del tempio di Nefertari accanto con dei martinetti idraulici, quasi impossibile. I francesi volevano costruire intorno una grande diga per fare in modo che le acque non arrivassero ai templi. Vincerà un progetto svedese. Il progetto svedese che cosa diceva? Forse ve lo faccio vedere, ecco, forse si intravede. Questo è un modello architettonico che è all'interno della sede di UNESCO a Parigi, tutta una sede meravigliosa. Il primo direttore generale in questa nuova sede progettata da Pierluigi Nervi con Marcel Breuer sarà proprio Vittorino Veronese, è davanti alla Tour Eiffel, la sede UNESCO. In questo modello, forse riesco a farvelo vedere, allora questa è acqua, no? Questa era la posizione dei templi prima, cioè quelli prima dell'arrivo delle acque, e questo sarebbe stato effettivamente la posizione dei templi. Quindi che cosa si doveva fare? Si tagliavano in blocchi di 20 tonnellate ciascuno, si spostavano di 65 metri in altezza e di una distanza di 300 metri e col metodo dell'anastilosi si dovevano ricomporre. Operazione appunto faraonica. Un'operazione faraonica che durerà 4 anni. E in questa operazione faraonica appunto ritornano i veneti, ma in questo caso ritornano ancora di più i vicentini. Attraverso Gazzola e attraverso un ingegnere padovano che si chiama Rossato, queste imprese, oltretutto di tutto il mondo, che arrivano a lavorare quasi una sorta di cantiere da Torre di Babele, da tutto il mondo, arrivano i vicentini dalla Valle del Chiampo, arrivano i marmisti di Vicenza, perché loro a livello europeo erano i più bravi nel tagliare la pietra. Quella pietra di Vicenza, che è una pietra calcarea, sicuramente non così delicata e friabile come la pietra del deserto, però con delle simili caratteristiche. Ebbene, le maestranze vicentine scendono ad Abu Simbel, scendono in Nubia e insegnano alle maestranze egiziane come tagliare la pietra, ma non solo, ma anche i materiali per tagliare la pietra. E allora arrivano anche altre ditte, una ditta che era la ditta Novello, sono tutte ditte che bene o male adesso esistono o comunque si sono trasformate. La ditta Novello di Costozza che cosa fa? Ripensa a un tipo di lama particolare con l'acciaio, oltretutto Valbruna, che riesce a tagliare la pietra in modo sottilissimo, perché il problema di tagliare questi blocchi di pietra era fare in modo di avere, la possibilità di riunire i blocchi senza far vedere o facendo vedere il meno possibile ovviamente le giunture. Tutto questo lavoro straordinario con queste persone che rimarranno giù anni
e magari poi insomma ci sono anche delle storie particolari, ci sono degli operai che rimangono anni, non lavorano più per le ditte perché dicono se io lavoro magari per una ditta tedesca, una ditta francese sono pagato meglio, insomma c'erano anche come dire delle storie di varia umanità lì nei cantieri, ma come dire questo progetto riesce a essere realizzato, un progetto veramente faraonico. Questa era la posizione, ci si deve spostare più in alto e ci si riuscirà. La cosa straordinaria è che, come dire, le misure erano notevoli. Il tempio di Abu Simbel sono circa 35 o 38 metri di larghezza, 30 di altezza. Le statue, queste che vedete che stanno tagliando, sono alte 20 metri, tutto tagliato a mano. Tutto tagliato a mano e affastellato in una sorta di archivio attentamente catalogato, come se fosse una sorta di biblioteca di elementi codificato per essere riassemblato. Appunto, riassemblato. Ma quando io sposto un tempio, bisogna vedere se poi la localizzazione è la stessa di quella primigenia, prima di tutto. Seconda cosa, il tempio ad Abu Simbel non aveva solo la facciata, entrava con delle camere funerarie o comunque insomma delle camere all'interno del tempio di circa una 60 di metri. Ma come potevo io ristabilire anche quell'interno in un luogo che non era appunto quello da cui io così insomma stavo, quello originario. E allora si ricostruiranno anche le montagne e le rocce sul retro. Un'opera di ingegneria veramente epica. Io ho sempre considerato questo grande lavoro un'opera culturale più che ingegneresca, però devo dire insomma che il valore è assolutamente notevole. Guardate, siamo negli anni 60, in un cantiere che prima diceva Agata Keiran, questa come dire moltitudine di culture, un cantiere che avrà parlato 100 lingue messe insieme. Tutto il mondo aveva alzato la mano per dire sì, io ci sono, ma soprattutto moltissimi veneti con la loro esperienza. Vedete, questo è lo spaccato assonometrico che fa capire effettivamente quello che c'era al di là delle facciate ricostruite e che è stato ricostruito. Ma la cosa ancora più interessante è che è stato anche ricostruito quello che era il significato e il valore, potremmo dire, con la meteorologia. Allora, ci sono 2 periodi dell'anno che cadono in febbraio e in ottobre, quando il sole ad un certo punto arriva sulla facciata del tempio, entra e arriva fino alla sala, alla camera del faraone e la illumina, e illumina 3 delle 4 statue all'interno. Ebbene, questa cosa succedeva nel tempio originario e gli ingegneri sono persino riusciti a farlo in questa trasposizione verso l'alto per fare in modo appunto di salvare questi templi, perché 2 volte all'anno ancora le 3 statue vengono illuminate dalla luce del sole. Allora, io volevo, questa è la planimetria, vedete, quindi non solo dalla facciata, ma si entra con queste camere ipogee anche all'interno proprio della montagna. Questa era la giornata dell'inaugurazione, 4 anni dopo, anche meno di 4 anni dopo di questa grande opera faraonica, però io volevo concludere con una cosa che così anche un po' per sorridere, con questi 2
Topolini. Allora, siamo nel 1961 e questa operazione epica aveva, dal punto di vista comunicativo, tutti quanti ne parlavano. E allora il numero 293 e 292 di Topolino proprio racconterà questa opera, ovviamente, insomma, trasponendola in un modo così da cartoon, del salvataggio dei templi di Abu Simbel. In questo caso però non si chiamavano più Abu Simbel, ma Babu Simbel, e così volevo concludere con questo piccolo scherzo e gioco. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Visentin anche per questa chiusura lieve. Sono innumerevoli i numeri di Topolino dedicati alla civiltà egizia. Credo che nella biblioteca del Museo Egizio magari ci siano anche. Volevo avviarmi alla conclusione con due ultimi interventi. Chiamerei il rappresentante della Banca delle Terre Venete, il vicepresidente Guido Dalla Vecchia, per un saluto. La Banca delle Terre Venete è uno degli sponsor patrocinatori della serata e gli chiederei di manifestare qui la partecipazione dell'Istituto di Credito alle iniziative che sono proposte da Arte in Veneto. Noi siamo una banca di credito cooperativo, una banca di vicinato, una banca del territorio, quindi vicini a tutte quelle che sono le famiglie, le aziende, le attività del territorio per promuovere e per far crescere il nostro territorio. E quindi abbiamo ben accolto questa iniziativa di Arte in Veneto che pensa a promuovere l'arte, la cultura, che sono elementi che arricchiscono la nostra vita e il nostro vivere quotidiano, perché un ben vivere è anche, non è solo una ricchezza materiale, ma anche di tutte le altre cose che possiamo godere in tutti i giorni, e quindi l'arte è uno di questi elementi. Noi siamo vicini a circa 500 associazioni, quest'anno abbiamo aiutato, che spaziamo dalla scuola al settore ospedaliero e quant'altro, ma cercheremo anche ancora di più, andando avanti, di dare un segno di vicinanza a questo meraviglioso territorio che è ricco sì di economia, ma anche di tante altre cose che servono poi per dare una gioia e anche essere apprezzati e riconosciuti a livello fuori dei nostri confini. Grazie a tutti e un augurio. Grazie. Adesso due avvisi che sono importanti. Uno di questi indica il proseguimento delle attività dell'Associazione in Arte Veneto ed è un prossimo appuntamento sempre con il tema dell'eredità degli Egizi, che si terrà il 4 febbraio alle ore 16 al Museo Civico di Palazzo Chiericati, un momento musicale con l'ensemble Pantaleon 100 dell'Orchestra Sinfonica della RAI e un cameo di immagini e di parole che sarà curato sempre da Agatha Keran. È un'altra occasione di approfondimento e di lettura di alcuni aspetti della mostra che fa comunque il suo corso. Verrà accompagnata la mostra da alcuni incontri con i curatori che saranno a Vicenza nel mese di febbraio e di marzo, proprio per aiutare i visitatori e alimentare le nostre curiosità. A questo proposito, martedì 31 gennaio il giornale di Vicenza sarà in edicola con un magazine di oltre 80 pagine con il quale abbiamo cercato, attraverso i saggi dei curatori della mostra, alcune interviste, dei nuovi materiali che abbiamo raccolto, tra questi anche una curiosità, una statua di Anubi trovata nel Vicentino ed esposta al Museo di Costa Bissara. Ci sono tante piccole cose che ci aiutano a comprendere qual è l'importanza di questa antica civiltà e a rendercela più vicina, più simpatica, più interessante e stimolante. E invito adesso Ilaria Gusella
che è alla guida dell'Associazione In Arte Veneto. Ilaria Gusella è una musicista, ma è anche una persona che si occupa di economia culturale e quindi ci racconterà come è nata l'associazione e quale percorso sta facendo. Signore e signori, buonasera. Fin dal momento in cui abbiamo iniziato a pensare a questa serata, abbiamo sentito che sarebbe stata particolarmente toccante e speciale. Chissà come mai quando c'è il professor Christian Greco ci si commuove sempre, perché la passione che trasmette, il suo grandissimo amore verso l'Egitto e tutto quello che lo riguarda, è anche un insegnamento per noi, per mettere passione in tutto quello che facciamo. Allora, questo accade quando i relatori sono persone particolarmente sensibili, attente e generose, come loro che abbiamo scelto per questa sera. Infatti, ciascuno di loro nella loro professione sono talmente spontanei, generosi, vanno molto oltre quello che è un lavoro. E anche questo è un insegnamento per noi. Quindi parto con ringraziare la dottoressa Nicoletta Martelletto che ha condotto questa serata in modo davvero egregio. Ringrazio il professor Christian Greco che è un animo gentile, intellettuale, appassionato, che ci ha regalato fiumi di conoscenza, oltre ad aver portato a Vicenza una mostra che passerà alla storia. Ringrazio il nostro sindaco Francesco Rucco, l'assessore alla cultura Simona Siotto, la presidente Chiara Visentin, padre Gino Alberto Faccioli, la nostra storica dell'arte e curatrice del Museo d'Arte Sacra del Santuario di Monteberico, Agata Keran. E un grazie sentito va ai meravigliosi attori Alessia Bartolomucci e Gianrico Tondinelli, che hanno dato voce a dei testi davvero intensi e bellissimi. Ringrazio chi ha lavorato dietro le quinte di questa serata, ruoli essenziali, e parlo di Michele Rutigliano, che si è occupato di tutto quello che vedete, per concedervi una zona di comfort, diciamo. E ringrazio il Consiglio Direttivo di In Arte Veneto e i suoi collaboratori, sempre laboriosi e operativi. Grazie dunque a voi pubblico per essere accorso così numeroso, attento a questa nostra iniziativa. E ora passo a un ringraziamento del tutto speciale. Quando siamo nati qualche mese fa siamo stati definiti in modo molto gentile e generoso come tessitori di cultura. Ebbene, la creatività e la ricerca non possono procedere con occasioni importanti come questa senza l'aiuto di chi apre le porte alle proposte culturali. Quindi grazie all'Ordine dei Servi di Maria che ci ospita in questo meraviglioso luogo, al priore padre Carlo Rossato, a padre Gino Alberto Faccioli per l'ospitalità. Non avremmo modo di essere qui stasera se non ci fosse la sensibilità di imprenditori che colgono l'importanza di abbeverare di cultura la società in cui vivono. Quindi grazie allo Studio Casa e Associati e grazie a Banca delle Terre Venete. Ringrazio l'assessore Marco Zocca, il direttore dei musei civici Mauro Passarin, l'assessore alla cultura con il suo staff e l'ufficio stampa del Comune di Vicenza. Permettetevi adesso, per cortesia, di condividere con voi un pensiero che, diciamo, è con me fin da quando ho visto la mostra che abbiamo in Basilica Palladiana. La mia amica e collega Agata mi ha un pochino preceduto, come sempre non serve neanche che ci parliamo e il pensiero va nello stesso posto. A me ha colpito moltissimo, professore, il rapporto che avevano gli antichi egizi con la morte. Allora, mentre a noi, lo possiamo confessare, fa tanta paura, loro avevano questo senso di nuova nascita. Il sarcofago era il luogo per la nuova nascita. Per cui il rapporto con gli antenati, che è costante insieme ai viventi, viene perpetuato proprio da che cosa? Da ricordo, indubbiamente. Allora, al termine del percorso della mostra, mi ha accolto una scoperta sconvolgente. La Basilica Palladiana oggi
in questo periodo sta custodendo Tariri. Tariri è una mummia, è il corpo di una donna che visse tra il 722 a.C. e il 655. Era chiamata la signora della casa. Allora, come possiamo noi oggi, dopo 3000 anni quasi, poter ancora vedere il corpo di Tariri? Lo possiamo fare grazie alla cura che ebbero i suoi familiari nel custodire il suo corpo per la mummificazione e quindi perpetuarlo in eterno. Allora per me il grande insegnamento che non posso ignorare, che gli egizi ci hanno passato, è questo. Se ciascuno di noi avrà cura, estrema cura dei propri cari, insieme alla parola, alla memoria, al ricordo, le persone che amiamo vivranno veramente per sempre. Grazie a tutti. Allora si conclude qui questa serata di riflessione e di confronto sull'eredità dell'antico Egitto che ci lascia soprattutto curiosità e un po' di sapere in più. Ringraziamo il pubblico che ci ha seguito, ringraziamo i telespettatori di Telechiara e di TVA e vi rinviamo alla prossima occasione, ma soprattutto alla visita della mostra in Basilica. Buonanotte.